Ti hanno sempre detto che lavare la bici col compressore è un'eresia? Beh, io lo uso. Infatti non è sbagliato utilizzarlo, basta usare la testa e qualche accortezza. Innanzitutto io uso la pistola da pittore che nebulizza l'acqua e soprattutto ne diminuisce la potenza. E soprattutto cerco di dirigere il getto dall'alto verso il basso mantenendo la giusta distanza. Sì, ok, ma come si lava la bici? Beh, per prima cosa si sciacqua per bene. E poi giù di detergente, sia per il telaio che la trasmissione. Mentre agisce lo sgrassatore andiamo di spazzola, anche sulle parti meccaniche. Catena, pacco pignoni, deragliatori e guarnitura. Dopo aver grattato via tutto lo sporco possiamo sciacquarla. Con un panno infine asciugo il telaio e la catena. E come ultima cosa metto del lubrificante sulla trasmissione. E la bici torna a essere uno spettacolo. Quindi ti ha convinto a utilizzare il compressore? Fammelo sapere nei commenti perché io ci tengo i cuscinetti.